A Noventa il mese di agosto vuol dire anche giornata rosa, giunta all'11ª edizione, questa che è la più importante manifestazione di ciclismo femminile in provincia di Venezia, organizzata dal Velo Club Tergas Avis. Come sempre 3 gare, quella Open Elite e poi le 2 gare giovanili. Il tutto si svolgerà domenica 23 agosto. È un evento naturalmente che nasce per ricordare Chiara. Però se non ci fosse il volontariato, se non ci fosse tutta questa partecipazione non saremmo arrivati sicuramente all'11ª edizione. Io da sindaco devo ringraziare tutti quelli che partecipano a questo evento, che è di portata internazionale, perché abbiamo parlato di 400 atlete e più di una trentina sono di tutta Europa e non solo, e quindi se non ci fosse il volontariato, se non ci fosse la famiglia Zecchinelli, quindi la Tergas Avis, a darci una mano e supporto e a organizzare questo evento, oggi non saremo qui a parlarne. Quest'anno saranno come sempre circa 400 le atlete in gara, di cui 200 nella gara Donne Open Elite, con una rappresentanza importante di una trentina di atlete anche internazionali, oltre al meglio del panorama italiano per quanto riguarda il ciclismo Open Elite Under 23. Insomma, una gara che è arrivata all'11ª edizione e che diventa anche di respiro internazionale. Non vi volete fermare, anzi. La nostra intenzione è di proseguire. Logico che rimangono sempre delle situazioni molto difficili da organizzare, proprio perché per la mancanza anche del personale che verrà nei prossimi anni, però noi ci metteremo un impegno per poter portare avanti questa situazione.